Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno Pier Vittorio, a te la linea. Buongiorno Natalia, allora ti chiedo subito, mi sentite? Vedete la condivisione schermo? Tutto ok? Sì. Perfetto, grazie Natalia. Allora, veramente un grandissimo buongiorno a tutti voi, alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, voi che siete sempre dei patrioti innamorati della libertà. E allora, rassegna stampa di oggi di Radio Libertà in cui ci occuperemo di questa tregua fra Stati Uniti e Iran, anche con l'intervista che abbiamo registrato ieri alla nostra ospite, ovvero Suad Sbai, onorevole Suad Sbai, già deputata responsabile adesso del Dipartimento della Lega su integrazione comunità straniere, e con lei abbiamo affrontato anche il tema dell'islamizzazione, di questo pericolo che corre l'Italia, che corre l'Europa. E poi vi faremo sentire anche l'intervista che abbiamo registrato con il nostrissimo Matteo De Sio, come sapete conduttore per Te la rido io l'America, qui su Radio Libertà il lunedì mattina, l'intervista che con lui abbiamo registrato a Daniele Vandilli della Lega Giovani di Roma. Vi ricordate, era stato già nostro ospite, con lui avevamo parlato di esami di maturità di scuola e adesso colui che è studente di scienze politiche presso l'Università La Sapienza di Roma, abbiamo invece parlato proprio di università e anche delle ostilità che spesso incontrano i giovani leghisti da parte di questi collettivi studenteschi di sinistra rossi. E ovviamente per il nostro spazio consueto di democrazia interno, no, lo chiamiamo così, vedremo anche i vostri messaggi, quindi scriveteci sempre, no, al 340 67 09 659, il nostro numero WhatsApp della radio, chiamateci allo 02 9294 7222, 3 volte 2 finali, potete anche scrivere i vostri messaggi quindi nei commenti sotto la diretta Facebook delle pagine della radio e della Lega, e poi ovviamente potete sempre seguirci sia dal sito internet della radio, sia dicevamo dalle pagine Facebook della radio e della Lega, naturalmente dal canale digitale della Radio DAB e poi ovviamente dal canale YouTube e dalle app di Radio Libertà per entrambi i principali sistemi operativi, le principali piattaforme, quindi iOS e Android. E poi ovviamente se siete stufi anche di questo panorama mediatico così mainstream ma anche così compromesso a volte dal politicamente corretto, dal woke, quindi basta che vi abboniate a Radio Libertà, sosteneteci. Vi ripetiamo sempre che davvero basta poco, no, per aiutare questa radio che è un unicum in tutto il panorama. Io vi ho condiviso subito la prima pagina del giornale per la riflessione intanto di Tommaso Cerno su scarpe e martello, il gioco di parole su questa altra Salis, no, che si candida a sfidare la Meloni e che sta anche creando un po' di problemi alla Schlein. Vedete, fa partire la sfida alla Meloni con il piede nudo sbagliato. Silvia Salis, l'altra Salis, oltre a Ilaria, poi ci occuperemo anche di Ilaria Salis per il suo affair, lei che in teoria avrebbe violato questo regolamento europeo, perché se c'è una convivenza stabile con quello che viene pagato con i quattrini pubblici come assistente parlamentare, senza no, voler fare i voyeuristi o quelli che devono stare a sbirciare sotto le lenzuola di casa altrui. Vedete qui controcorrente, Tommaso Cerno, scarpe e martello hanno lo stesso cognome, Salis, la stessa specialità, il martello, anche se svolta in modo del tutto diverso. La prima, Ilaria, faceva parte, secondo i giudici ungheresi che non hanno potuto processarla grazie all'immunità garantitale dall'Europarlamento, faceva parte di una banda, appunto la banda del martello, che con quell'oggetto inseguiva presunti nazisti proprio per le strade di Budapest, in Ungheria. E li inseguiva anche con ovviamente scarpe da ginnastica e abiti adatti alla caccia all'uomo. La sua omonima Silvia, affascinante neosindaco di Genova, è invece campionessa olimpica di lancio del martello, secondo i regolamenti internazionali che mai ha violato. Ultimamente poi le unisce un'altra similitudine. Entrambe sembrano avere smania di cambiare residenza e anche stavolta con stili differenti. La prima, Ilaria, l'ha fatto in gran segreto, il giorno dopo che il giornale aveva rivelato l'ipotesi di un legame stabile con il suo portaborse Ivan Bonnin, vietato, dicevamo appunto, questo rapporto dalle normative UE per evitare parentopoli con fondi pubblici. La seconda, da Genova, guarda al centro di Roma, a quel largo del Nazareno dove ha sede l'ufficio di Elly Schlein, la leader del PD che ormai molti dentro il partito vorrebbero sostituire con una figura meno appiattita sulle tesi radicali della Salis di AVS. Ora,
Dopo l'uscita allo scoperto di ieri, per la prima volta la pazza idea di sfidare Giorgia Meloni e fare le scarpe a Elly non è così fantapolitica come alcuni giuravano. Viste le scarpe della ormai celebre foto della sindaca, le lussuosissime Manolo Blahnik, anche con cui la sindaca si è fatta ritrarre, la sfida si annuncia d'alto bordo. E questa è insomma una chiusura anche caustica di Cerno su questa sfida, insomma, competizione che si aprirebbe a sinistra. Poi probabilmente l'avete già visto anche dal giornalone che vi mostra, no, le prime pagine di tutti i quotidiani, principali testate. Ecco, io ve lo riapro da qua, poi ovviamente magari avete già visto, no, stamattina presto tutte queste prime pagine, e quindi magari anche lo stesso articolo di Mascheroni, qui giù la maschera, ma lo riprendiamo, ecco, per chi l'avesse già letto: Nazionale senza filtro. Questo a proposito del calcio, del campionato italiano, della nostra crisi sistemica che si affronta dopo questa terza mancata qualificazione mondiale. Nazionale senza filtro perché per gli italiani convinti che più sleale è la vittoria, più grande è la felicità nel vincere, la notizia è che possiamo essere ripescati ai mondiali di calcio. Sapete, no, tutta l'ipotesi nel caso in cui l'Iran dovesse rinunciare per il conflitto. È vero che c'è la tregua in corso, ma se poi alla fine dovesse rinunciare a giocare quelle partite proprio negli States, uno dei paesi ospitanti, il fatto che il ministro per lo sport dica che l'ipotesi è improbabile significa che ci sono buone possibilità, sempre per la logica del fatto, no, che bisogna poi annunciare in pubblico il contrario di quello che si vuole ottenere. Tenendo conto, uno, che tutto è legato alla guerra in Iran, e due, che il calcio è una guerra, le combinazioni attualmente sono 5. E qui Mascheroni si diverte. La frase di prima ovviamente poi fa riferimento al famoso detto per cui gli italiani vanno in guerra come se fosse una partita di calcio, vanno ai mondiali come se invece fosse una guerra risolutiva. Uno, la guerra finisce o continua, è uguale, e l'Iran partecipa normalmente ai mondiali. In quel caso i calciatori italiani restano misere schiappe, strapagate e viziate. Due, l'Iran si ritira e viene sostituito dagli Emirati Arabi in quanto primi degli esclusi in Asia, appunto proprio per il ripescaggio all'interno, no, di quel gruppo di qualificazione, ovviamente per il calcio asiatico. E i nostri calciatori restano sì delle schiappe, però insomma sono stati fregati dalla lobby del petrodollaro. 3. La FIFA sceglie uno spareggio fra Emirati e l'Italia, la nazione meglio piazzata tra le escluse nel ranking mondiale. Gli azzurri diventerebbero per un momento quelli che non mollano, fino alla fine. 4. Gli Emirati vincono lo spareggio, i nostri vengono finiti tramite lapidazione agli arrivi di Malpensa. 5. L'Italia vince con un gol di Donnarumma di testa su calcio d'angolo e va ai mondiali. Gli azzurri che 15 giorni fa avevamo stupidamente giudicato arroganti, viziati, incapaci, vergognosi e bidoni, sarebbero ora salutati in un tripudio collettivo tipico di un paese che sa cambiare casacca come nessuno, in quello che tutti ci sentiamo quando c'è di mezzo una guerra vinta con un aiutino. Eroi, e non stiamo parlando di calcio. E insomma qui Mascheroni giustamente fa anche riflettere su quella che è un po' un habitus mentale, una condotta di certi italiani che vogliono, no, salire sul carro del vincitore. Lui scrive cambiare casacca, che poi si trasformano così improvvisamente, repentinamente, a seconda poi degli eventi. Ma per il giornale di oggi poi volevo segnalarvi anche la riflessione proprio della stanza di Feltri, di Vittorio Feltri: la proprietà è un diritto, e anche poi a pagina 3 i dati delle espulsioni che sono state ricordate da Matteo Piantedosi, dal ministro degli interni. Allora, vedete, apriamo questa parte qui, poi anche l'intervista che ha rilasciato il Cardinal Bach a proposito di De Donald, dei rapporti con Papa Leone, visto che ultimamente Papa Leone è stato visto come una sorta di eroe che si opporrebbe all'orco col tupè, come viene, no, visto Donald Trump. Allora andiamo all'interno, vedete, intanto anche qui Annun e company: compriamo casa con le offerte per i bimbi di Gaza, le intercettazioni del suo uomo, budget di 170.000 euro, nessuno usa denaro suo, e poi i dati dell'espulsione degli islamisti. Su questo dicevamo torneremo poi facendomi sentire ovviamente l'intervista che abbiamo registrato a Suad Sbai. Erano pronti alla jihad, espulsi ben 239. E invece Annun, in questa conversazione su WhatsApp dell'8 settembre 2024, intercettata a bordo della sua Dacia, Yasser El Sali, in carcere con l'accusa di terrorismo insieme al suo capo Mohammad Annun, dice chiaramente che la loro associazione è alla ricerca di un'abitazione
con un limite massimo di spesa di 170.000 euro e che il pagamento verrà coperto con il denaro che è stato raccolto per i bambini rimasti orfani. Pensate un po'. E allora vedete qui Annuna e Company, compriamo casa, il doppio estremismo. Poi anche qui, sempre a proposito delle grandi imprese eroiche compiute da queste risorse, un tunisino che dà fuoco al CPR minaccia i poliziotti, ma il giudice lo libera subito. Come al solito la giustizia è ingiusta e qui non ci lamentiamo se quello è stato poi l'esito del referendum, che poi, attenzione, sul tema della giustizia ingiusta oggi scrive anche sempre lo stesso Feltri, ma sul Tempo, a pagina 9, dopo lo riprendiamo. E qui quello che vi stavo anticipando, vedete, espulsi dall'Italia 239 stranieri che erano legati alla jihad, all'arme di Piantedosi, la minaccia eversiva è reale ed attiva, il bilancio del ministro dell'Interno alla festa della polizia, sbarchi che sono calati del 37% dal 2022, arrestati 38 superlatitanti e poi cospito verso la proroga del 41 bis. Vi ricorderete tutte le proteste della sinistra che si stracciava le vesti, i capelli per far abbreviare questa pena, farlo uscire dal carcere, sempre una tutela dei delinquenti, dei criminali. Meno 6% la diminuzione percentuale di furti nel 2025. In generale i delitti sono calati di oltre il 2%. 850 milioni di euro di beni sequestrati nel 2025 alle mafie, confiscati quindi patrimoni per oltre 1 miliardo e poi il 50% l'aumento dei rimpatri nel 2025 rispetto al 2022. 2022 perché ovviamente, come dire, è l'anno a partire dal quale fare il confronto, visto ovviamente il cambio di governo, viste le elezioni politiche che si erano tenute quell'anno. Finora nel 2026 c'è stato un ulteriore aumento del 20%, questo sui rimpatri. E poi la riflessione di Filippo Facci su quelle che sono le risposte di Giorgia Meloni, anche per gli scenari internazionali che si sono creati in queste ultime settimane e mesi. Se le risposte della Premier non bastano mai. Qui giustamente lui ripercorre anche tutti quelli che sono stati gli interventi, le reazioni di questo esecutivo e insomma, però alla sinistra non andava mai bene, perché qui la Schlein che rispondeva non bastano le parole, servono i fatti, ma come? Non volevano le parole, che fatti vorrebbero? Insomma, vorrebbero quasi che la Meloni, non lo so, si mettesse lì come scudo umano tra le bombe. In questi giorni c'è stato un salto comico, cioè dopo che il governo ha negato l'uso di Sigonella agli Stati Uniti, dopo aver deplorato la nuova legge israeliana che ampliava il ricorso alla pena di morte, dopo aver precisato non siamo in guerra e non ci entriamo, pur dicendo il peggio, però attenzione, ricordiamocela, perché qua questa sinistra sembra quasi che parteggi per gli ayatollah. Quindi aver detto il peggio della brutale repressione di Teheran verso il proprio popolo e dopo aver protestato per i colpi contro UNIFIL in Libano e dopo aver convocato l'ambasciatore israeliano e definito irresponsabile quanto successo, nonché dopo aver precisato che Israele doveva smettere di colpire il Libano dopo la tregua, avendo causato troppi morti e anche un inaccettabile numero di sfollati. E dopo averlo detto anche in Parlamento, ecco la reazione catalettica della Schlein. Non riuscite a dire chiaramente, vi dovete fermare. Insomma, un caso di catatonia. Il PD non boccia, intanto diceva Repubblica. Il governo non ha detto un no, ma un ni, e comunque l'ha detto sottovoce. La Presidente del Consiglio ha una sola cosa istituzionale da fare a questo punto, visto che non basta mai, a due cattivi gli deve menare. Insomma, un finale, no, tipo come i film di Bud Spencer, questo che si chiederebbe alla Meloni. All'interno poi del giornale, proseguiamo no, velocemente, oggi magari ecco, scegliamo il giornale proprio no, come testata di riferimento, poi passiamo anche alle altre. Vedete, Salis, scusa assurda sul portaborse, in Camera con me era per difendermi, sentite un po', l'europarlamentare nega la relazione stabile, ma non spiega il cambio di residenza, subito dopo questo controllo. Il terno all'otto vinto dall'assistente, dalle condanne allo stipendio UE, e vai, Bonin che vanta una sentenza per violenza privata e anche una lunga serie di denunce per Tafferulli e quindi questo riciclarsi no, dal mondo delle proteste violente, da questo mondo comunque borderline di mezzo fino appunto a quello delle grandi istituzioni europee. Integerrimi e intransigenti solo con gli altri, sempre acute le analisi di Gabriele Barberis e per esempio vedete qua nella seconda parte
Alla Salis pare che tutto sia concesso, una privilegiata che gode di protezione e garanzie sconosciute a tanti eletti, per i quali invece non si fanno mai sconti, con tutti gli altri no, sia giustizialisti e implacabili. I viaggi aerei della Premier con la figlia, le auto blu di servizio, l'azienda aperta prima dell'impegno pubblico. In questi casi esiste la condanna preventiva che anticipa addirittura la richiesta di chiarire, di spiegare, di riferire in aula. Ma perché AWS, una combriccola di estremisti con seggi ovunque e Tesla in garage, non ha interesse a chiarire il caso Salis Bonin? Fosse solo per smentire quella fastidiosa etichetta che non riescono mai a scollarsi, cioè integerrimi solo con gli altri. Eh sì, con gli altri si procede quasi a una lapidazione pubblica, no? Si fa ovviamente la parte dei super moralisti e tutto questo, lasciatecelo dire, non è ipocrisia. E poi i guai della sinistra, la gestione del Covid, che altra brutta pagina, no, da riaprire, è un regalo della Cina, ma le mascherine arrivate erano comprate di nascosto. In pandemia Di Maio esaltava Pechino per gli aiuti, poi venivano sollevati dei dubbi, oggi sappiamo che questi dubbi erano fondati. Spunta un altro contratto con la società legata al regime di Pechino. Al Dragone noi abbiamo versato 1,5 miliardi e invece avremmo dovuto pagarne la metà. E queste le bugie di Conte. E Alice Buonguerrieri, Fratelli d'Italia, troppe bugie quelle dette agli italiani, ora Conte parli in commissione. E poi la solitudine di Elli, quello che è successo in Forza Italia, le 4 ore di vertice tra Tajani e Berlusconi, Marina e Persilio, che si sono poi alla fine dichiarati soddisfatti, no? Questo vertice che c'è stato con la famiglia Berlusconi, anche Letta e Pellegrino di Fininvest a Cologno, arriva il nuovo capogruppo, e poi la Schlein isolata dentro il partito, appunto questa candidatura ormai che sembra arrembante di Silvia Salis come la anti-Meloni, sempre più stretta la Schlein tra Conte e la sindaca, la segretaria continua a perdere quota, passo avanti della prima cittadina di Genova, dicevamo, se mi chiedessero di candidarmi a Premier, beh, sarebbe una bugia dire che non ci penserei. E poi, a proposito dell'antisemitismo a sinistra, vedete cosa ha dichiarato Fiano: impossibile restare in questo PD, perché l'addio vicino dopo la richiesta Dem di rompere il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. Infatti poi l'esternazione di Fiano che ha detto ok, lo volete fare perché, non so, ripulirvi la coscienza di qualcosa, fare la bella figura, però a questo punto lo stesso Fiano ha riconosciuto che è sempre più difficile stare in un partito che è così vicino poi alle posizioni di estremisti antisemiti. E poi il primo passo fatto, le primarie dei piedini nudi, questo sempre sulla Salis, l'altra, la Silvia, vedete qui Francesca Albergotti, e poi altri dati che sono sicuramente di interesse e di rilievo, per esempio a proposito di lavoro, siccome si ripete spesso che questi salari avrebbero perso potere reale, lavoro accelera il recupero dei salari, le mosse dell'esecutivo. Il riferimento per esempio sul 2019, meno 1%, però il governo sta pensando appunto a sgravi strutturali per chi assume giovani. E poi per esempio la CISL che smentisce le Cassandre, sul potere d'acquisto incidono le politiche del governo, e poi rinnovati anche i contratti di 4,7 milioni di addetti. La produzione che sale grazie all'auto, più 13%, questo è il dato per la produzione industriale a febbraio, che è aumentato dello 0,1% su gennaio, ma dello 0,5% su febbraio dell'anno precedente, del 2025 appunto. I dati Istat che segnalano così un andamento della produzione a febbraio in avanzamento dopo 2 mesi di rallentamento. E poi l'altra litigata, l'altro scannatoio, perché poi su questo se ne occupano tante testate, no? Cioè quello che è successo, questo siparietto tra Vespa e il Dem Provenzano, che insomma si è permesso di fare la lezioncina a Vespa, e su questo è intervenuto anche lo stesso Paolo Del Debbio oggi per La Verità. Vespa che litiga in TV con il Dem Provenzano e parte in linciaggio. Il PD che va all'attacco del conduttore e della Rai manicchia sullo sciopero contro la 7. E giustamente qui Oara Borselli fa notare la strana idea della faziosità a senso unico. Quindi Vespa sarebbe fazioso, ma allora l'abbiamo ripetuto no, anche altre volte, cosa dire di certi programmi della 7, dei salottini radical chic, per esempio di Gramellini, dove lì vedi magari 5 ospiti e sono tutti tra politici e giornalisti, tutti di area di sinistra che se la suonano e se la cantano.
Vespa è una persona educata e sobria, anche equanime, ma non è un coniglio. Se lo attacchi o lo accusi in modo infondato, qui scrive Ora Borselli, devi sapere che ti risponderà e che non sarà tenero. Già, pensate solo a questo. Bruno Vespa il 16 marzo del 78 fu cronista che per ore raccontò agli italiani il sequestro Moro. Aveva 35 anni ed era già il principe dei giornalisti televisivi. Quel giorno i signori Provenzano non avevano ancora deciso di fare un figlio. La decisione la presero 4 anni più tardi e lo chiamarono Beppe. E insomma, questa è la risposta di Borselli a questa vicenda. Gli accordi Stati Uniti-Iran, questa fragile tregua, la minaccia di Trump, giustamente, se l'Iran poi alla fine non rispetterà questi impegni assunti, alta tensione su Hormuz e Libano, via ai negoziati, l'avviso di Trump, il più potente reset del mondo. E probabilmente questo l'avete visto anche in aggiornamento dall'ANSA. Facciamo ecco questo passaggio. Qui vedete intanto l'apertura alla navetta Orion che è ammarata, missione compiuta per secondo questo lancio di Artemis 2, e poi anche il commento di Trump, viaggio spettacolare, il prossimo passo è addirittura Marte. Il giorno dei colloqui USA-Iran, Teheran abbiamo buone intenzioni ma non ci fidiamo, sentite un po', l'ira di Trump su Hormuz, e lo stesso Vance, J.D. Vance, che sapete no, nelle ultime settimane era stato visto come isolato all'interno dell'amministrazione, una colomba rispetto ai falchi che volevano, come il segretario della guerra, volevano questa guerra se non totale, questa linea intransigente con gli Ayatollah. Sullo stretto anche il nodo pedaggi e l'Iran che chiede una tregua anche in Libano e però il muro di Israele, così riporta appunto l'ANSA. Nel quadro dei continui contatti con i leader della regione, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto questa sera un colloquio telefonico con il Presidente della Repubblica Araba d'Egitto e appunto Al-Sisi. Noi ritorniamo un attimo qui, vedete sul giornale, gli sfidanti della pace, poi il ruolo della mediazione del Pakistan, il Pasradan e il Marine che ora si giocano tutto, quindi il Baf contro Vance. In Pakistan l'iraniano cerca un accordo onorevole, l'americano appunto niente prese in giro. E poi la grande attesa per questa elezione in Ungheria con Orban, il giorno del giudizio contro Magyar, il premier all'opposizione cospira per manipolare il voto, il rivale il suo è un potere vile, e poi l'attesa di Bruxelles. E questa intervista che vi stavo rilanciando dalla prima pagina di oggi del giornale, Cardinal Burke, il Papa non sarà mai l'eroe degli anti-Trump, vogliono tirarlo per la in questo caso la stola, possiamo dire la giacchetta, è il cardinale statunitense che smentisce il conflitto tra i due connazionali. Vogliono entrambi la pace. La domanda qui, vedete, nell'intervista condotta da Nico Spuntoni, lei può vantare storicamente buoni rapporti con l'amministrazione repubblicana ed è molto amato nella base MAGA. Sarebbe disponibile a svolgere un ruolo per facilitare questo dialogo tra Santa Sede e statunitensi? Questo comunque dopo le innegabili parole di fuoco contro le guerre, parole pronunciate appunto da Papa Leone. Sono disposto ad aiutare in qualsiasi modo, tuttavia non sono un diplomatico e non sarei la persona adatta. Inoltre credo che parlare di tensioni sia anche un'esagerazione. L'ambasciatore degli Stati Uniti presso la Santa Sede, un devoto cattolico, sta già compiendo tutto il possibile per aiutare il dialogo tra le due parti. La cosa importante è che la porta resti aperta e che si trovi sempre il modo di parlare per vedere come la Chiesa può aiutare la riconciliazione tra le nazioni. Quindi non è vero che l'America di Trump e la Chiesa di Leone sono contrapposte. No, c'è un grande rispetto per la Chiesa in America e poi i cattolici hanno sempre contribuito molto alla vita della nazione in ogni suo aspetto. A lungo c'è stato un pregiudizio anticattolico secondo cui non avremmo voluto che fosse il Papa a governare il paese, ma la dottrina non ha mai insegnato che la Chiesa deve governare. Noi cattolici seguiamo questo insegnamento del Signore di dare a Cesare quello che è di Cesare e di dare a Dio quello che è di Dio. Insomma, in nuce il principio della laicità espresso proprio dal fondatore di questa religione. Ci siamo sempre chiesti se questa laicità venga invece rispettata da certo Islam politico. La Chiesa insegna i principi morali, ma poi lascia ai governanti la competenza per prendere le decisioni. A proposito poi di mondo cattolico, di voci cattoliche, volevo anche ricondividere l'articolo di Socci proprio sulla figura invece di Vittorio Messori che ci ha lasciato. E allora andiamo sul Libero di oggi a pagina 26, facciamo questa rapidissima incursione
e intanto apriamo anche quest'altra testata. Vedete, io ve lo apro da qua perché così impieghiamo meno tempo. Vedete, foto centrale, il rifiuto della subalternità ideologica dei cattolici. Qui giustamente Socci spiega, Antonio Socci, che poi alla fine Messori è stato anche il protagonista di quel rifiuto della cultura dominante, marxista, liberal, post-sessantottina, e quindi anche lui, come per esempio Don Giussani, CL, poi alla fine erano diventati il bersaglio della sinistra. Qui spiega e ricorda, no? Socci, in quegli anni migliaia di preti religiosi lasciavano l'abito, la frequenza alla messa domenicale crollava e Paolo VI, abbandonato anche dal mondo cattolico, a lui più prossimo, che invece si buttò a sinistra, e poi questa quasi sovrapposizione tra i cattolici progressisti e comunque la sinistra, e poi alla fine cattolici progressisti che diventarono quasi più simili alla sinistra atea che non agli altri cattolici, ecco. Quindi visse in quegli anni Paolo VI gli ultimi anni del suo mandato pontificale con profonda angoscia. Ne scrisse con rispetto pure Pierpaolo Pasolini, che parlò di una vera e propria tragedia. Proprio a Jean Guitton, no, sapete, il suo amico filosofo, nel loro ultimo incontro, l'8 settembre del 77, Paolo VI confidò questi pensieri. C'è un grande turbamento in questo momento nel mondo della Chiesa e ciò che è in questione è la fede. Capita ora che mi ripeta anche la frase oscura di Gesù nel Vangelo di San Luca: quando il figlio dell'uomo ritornerà, ritroverà ancora la fede sulla terra. E quelli, se vi ricordate, furono anche delle riflessioni abbastanza inquietanti, perché lui stesso poi, Paolo VI, si lasciò scappare la frase: ma forse il fumo di Satana è entrato da qualche fessura anche qui nella Santa Sede, insomma nel Vaticano. Sta di fatto che ultimamente si parla tanto di cattività avignonese, di questi ricatti di Trump che vorrebbe, no, arrivare allo scontro con Papa Leone, queste ricostruzioni. E qui Socci però spiega che in realtà la cattività avignonese, se c'è stata recentemente, c'è stata con Obama. Obama, il più anticattolico fra i presidenti statunitensi recenti. È stata una perfetta cattività avignonese, a cui Bergoglio aggiunse poi la sottomissione al comunismo di Pechino, con cui sottoscrisse un accordo che non solo consegnava al regime cattolici cinesi, ma limitava perfino la libertà della Santa Sede. Ora ne fa le spese il successore, tanto che il 3 marzo scorso, quando un giornalista ha chiesto a Leone XIV di esprimersi sulla condanna dell'editore cattolico Jimmy Lai da parte del regime comunista, il Papa ha dovuto rispondere: non posso commentare. Ricordate questa uscita, no? Che insomma è stato esplicito nell'essere implicito, nel dover ammettere: non ve lo posso commentare questo fatto, non posso dire nulla pubblicamente. Leone tempo fa ha fatto capire che potrebbe riconsiderare quell'accordo di Bergoglio e Parolin con Pechino, ma è tutta la gravosa eredità avignonese del suo predecessore, cioè di Papa Francesco, che soffoca la Chiesa. Su questo tema io vi richiamo un articolo, probabilmente avevate già visto, no, su corazzino.org, perché del 6 aprile anche lui, il nostrissimo Giuseppe Brienza, che appunto, sapete, collabora con la radio, scrive su corazzino.org, su Nazione Futura: Vittorio, intercedi per noi piccoli apologeti cattolici. Questa un'analisi poi alla fine di tutta l'eredità che ci lascia Vittorio Messori. Messori ha sempre ripetuto che soprattutto in Italia, vi leggo ecco questa parte, ci sarebbe bisogno di maggiore e ben fatta apologetica cattolica, con l'aiuto anche della Chiesa, dei media e delle università, quindi occorrerebbe rilanciarla proprio perché i tempi, le modalità di lettura e gli argomenti dominanti sono diventati ben altri. Ma il problema, come riconosciuto al suo grande amico allievo Rino Camilleri, è che non si vedono purtroppo effettivi e significativi ricambi generazionali all'orizzonte. Allora, 8:30, Natalia, chiedo a te, ci concediamo un piccolo break, torniamo un attimo per chiudere questa parte e poi lanciamo l'intervista all'onorevole Suad Sbai. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene
in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso, se chiamate subito lo 030 68 40 408. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Di nuovo a te la linea, Pier Vittorio. Grazie Natalia. Allora io stavo inquadrando qui, vedete, ve lo faccio rivedere, la prima pagina dell'home page del sito della Lega Senza Paura, per ricordare questa grande manifestazione, grande evento che si terrà a Milano, Piazza Duomo, 18 aprile, ore 15. E su questo poi ovviamente si sono scatenati anche gli antifascisti, sapete che promettono adesso guerriglia, vogliono ovviamente creare problemi, e aveva scritto anche il capitano, il segretario federale Matteo Salvini, ecco ve lo riapro da qui nella sua pagina, qui intanto il remind, padroni a casa nostra, questo fissato in alto in evidenza, vedete sabato 18 aprile alle 15, tutti che si ritrovano ovviamente per chiedere un'altra Europa, un'Europa in cui si possa essere veramente padroni a casa nostra, e qui la sua dichiarazione di Matteo Salvini. L'evento del 18 aprile a Milano ci hanno dato dei razzisti, dei sessisti, insomma le cose più astruse. Il presidente del Consiglio Comunale di Milano che chiede censure, questo è gravissimo, deve rappresentare tutti, anche me. E Sala non ha aperto bocca. La sinistra rincorre il fascismo, questa è una prova di regime. Sabato 18 aprile alle 15 in Piazza Duomo a Milano per la democrazia e la libertà, vi aspettiamo. E a proposito di questo, volevo citarvi anche quello che ha scritto Borgonovo proprio su questo evento. A pagina 7 della Verità di oggi, ve lo riapro un attimo, poi facciamo sentire le nostre interviste, vedete, perché poi qui accanto anche la riflessione sulla remigrazione, perché vedete la foto di questo suo ultimo libro intervista con prefazione di Francesco Borgonovo, Martin Sellner, Remigrazione, il libro più discusso d'Europa, e poi la sinistra che sfida il corteo della Lega, i centri sociali, li accerchieremo, sentite un po' le minacce. Fallisce il tentativo del PD di vietare il Remigration Summit del 18 aprile promosso da patrioti UE a Milano, ma la galassia antagonista riattacca col fascismo e prepara la solita guerriglia in Duomo. No a deportazioni. E addirittura poi oggi un'intera paginata proprio su questo evento, e infatti insomma è sicuramente da tenerne conto. E qui vedete, scendi in piazza con noi, vedete cosa hanno pubblicato i centri sociali, 2 piazze, 2 cortei, un solo obiettivo, che accerchiamo Piazza Duomo. E poi persino questa ovviamente è una critica, un'osservazione che fa lo stesso Borgonovo, cioè su Forza Italia, che di fatto appoggia i compagni. La città non merita un evento xenofobo, addirittura definito così tale, e questo anche è qualcosa da cui insomma dovrebbero prendere le distanze altri che si definiscono antisinistra, che vorrebbero essere alternativi a queste sinistre qui. E poi io volevo richiamarvi, ecco, anche ovviamente la prima pagina, l'home page di Radio Libertà, ve la riaggiorno, qui vedete, no, per parlando liberamente del nostro direttore, ieri è stato il suo compleanno, vedete, con Belpietro, Conte eroe dei 2 Moloch, eurocrazia più Cina rossa, e infatti proprio sulla Verità di oggi la riflessione di Belpietro su quello che potrebbe essere invece un altro governo, il governo tecnico voluto da De Benedetti. Ve lo riapro da qui, vedete, ecco, passiamo a pagina 3, eccola, facciamo vedere da questa parte qui. De Benedetti che vuole cacciare la Meloni e benedice il governo del presidente, ospite della Gruber, l'ingegnere si improvvisa indovino e vaticina una crisi che spazzi via la leader di Fratelli d'Italia. E dopo Mattarella troverà un premier tecnico ma anche politico, spiega, per fortuna non ci azzecca mai.
E allora, prima abbiamo riaperto la pagina ingloriosa dell'Italia eliminata e di questa crisi del calcio, poi se ne è rioccupato, l'avevamo citato anche l'altra volta, Fulvio Collovati, vedete, per il programma Calcissimo, condotto da Alexandra Colasanti, qui proprio su Tele Lombardia, ve lo faccio vedere, vi mostro, vedete poi il tracollo anche degli italiani in Coppa, Bologna e Fiorentina KO, questo per l'Europa League, le delusioni degli italiani in Europa, ma allora vedo che sono le 8:36 e quindi Natalia chiedo a te la conferma, possiamo già invece far sentire l'intervista all'onorevole Sodesbai, dicevamo responsabile Dipartimento Lega per l'integrazione e comunità straniere sui temi dell'islamizzazione e su questa tregua tra Iran e Stati Uniti. Libertà l'onorevole Sodesbai, già deputata e nonché attuale responsabile Dipartimento Integrazione e Comunità Straniere per la Lega, già nostra ospite per Radio Libertà. Onorevole, ben ritrovata, è sempre un onore averla come ospite. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie onorevole per essere tornata qui da noi. E allora, lei ha dedicato gran parte della sua attività giornalistica, politica, saggistica alla denuncia di queste derive dell'Islam politico e dei regimi teocratici ed emerge questo allarme costante. L'Occidente non ha effettivamente compreso la portata di questo fenomeno. Ecco, qual è secondo lei il punto cieco più pericoloso di questa deriva? Si sta forse realizzando questa cupa profezia di Houellebecq della sottomissione dell'Europa all'Islam politica? Ci sono queste infiltrazioni purtroppo anche in Italia? Purtroppo sì. Michel aveva visto lontano, come l'avevamo visto anche noi, no? Tempo fa, no? È una profezia, sì, parlerei più di uno studio, di un'analisi, di studiare e stare sul pezzo, diciamo, sul fenomeno, no? E quella di Michel, diciamo, è stata una provocazione forte, culturale, no? Il suo romanzo della sottomissione ha avuto, direi, per me, per tutti, il merito di sollevare una questione molto reale, ma lo ha fatto comunque attraverso una lente, ecco, direi letteraria, ecco, perché all'epoca non è che solo attraverso la letteratura che si poteva un pochino esprimersi, e poi volutamente estrema, che gli ha rischiato quello che ha rischiato. E il rischio oggi, direi, prendere quella narrazione come una previsione, direi, inevitabile, mentre invece, secondo il mio parere, va letta come un campanello d'allarme anche oggi su alcune fragilità della società europea tutta, non solo l'Italia. Il punto centrale non è uno scontro tra l'altro religioso, ma è la difesa dei valori veri, democratici, che purtroppo una certa sinistra ha sposato più quei valori che quelli diciamo con cui sono morti tanti, no? E per difenderla, anche quella democrazia, quella libertà, non esiste una sottomissione inevitabile. L'Islam in quanto religione, esiste il problema, il rischio di cedere il terreno totale, e l'abbiamo visto all'integralismo, alla fratellanza musulmana, quanto e ci siamo stati lì a guardare, a dialogare, a comprendere, a capire certe culture che non hanno nulla a che vedere con una cultura, cioè quando si accettava l'infibulazione, quando si accettava la sottomissione totale delle donne, che stavano preparando un terreno
terreno anche a quello occidentale che aveva perso le sue vere radici. Questa è la realtà, le vere radici, quelli europei, quelli sacre, tutto, insomma. E questo grazie comunque alle tante politiche di sinistra, e lo dico, l'ho sempre detto, di una certa, vogliamo dire, di una certa, sì, oggi non sono più solo quella di sinistra, lo vediamo anche in 5 Stelle, li vediamo anche nei Verdi, che dovevano occuparsi solo del Verdi, ma si occupano di tutt'altro, perché vedono in questa immigrazione, una immigrazione che poi è negativa, diciamo, per l'Italia e per tutta l'Europa, è quella dell'avanzata del radicalismo, che ha un progetto ampio, che sappiamo tutti, ormai abbiamo scritto e riscritto, quel progetto politico, sociale, economico, religioso, che poi non ha trovato pochi a contrastarlo. Cioè, io il contrasto oggi è molto, loro detestano la cultura, ecco perché Michel poi ha perso la vita per questo, perché loro attraverso la cultura loro si trovano molto in difficoltà. Ma noi so che è lenta, per carità, è un po' più lenta, però lascia qualche segno. Invece se contrastiamo solamente, poi arriva un altro governo che non lo contrasta e quelli avanzano, poi arriva un altro che non li contrasta e va ancora più avanti. Qui bisogna anche contrastarlo in maniera anche culturale, ma fortemente culturale. Il problema è che qui abbiamo mollato tutto, mollato tutto, cioè io lo dico, si sono accorti i paesi arabi, alcuni, no? Che poi noi non ci accorgiamo di quell'avanzata che è forte, un'avanzata che non si ferma solo alla religione, è un'avanzata che ha un progetto ampio, per i musulmani pensano anche tra 100 anni che succederà in Occidente. Loro hanno tempo, loro giocano col tempo. Per questo la cultura è importante, la radio è importante, la televisione è importante, la politica è importante, ma non bisogna cadere nell'errore non solo del contrasto diciamo banale, giornaliero, e ce l'abbiamo la coscienza. Qui è una guerra contro un certo pensiero che deve continuare a battere nei cuori di tutti noi per difendersi, per difendere anche il futuro dell'Europa. L'Europa, come abbiamo visto, non succede nulla, trastano nulla, anzi gli danno una mano forte, e là ci sappiamo anche i nostri deputati, diciamo di centro-sinistra, lì devono stare sul pezzo, non relativizzare, bisogna stare sul pezzo, bisogna contrastare il male, che il male si sa ormai, l'abbiamo tirato fuori in tutte le sue maniere, rischiando la vita tutti i giorni, però continuiamo a farlo, ma non dobbiamo avere disturbi giornalieri, ecco, li chiamo io disturbi giornalieri, che non servono a nulla. Serve una continuità anche culturale, cioè proprio anche creare cultura anche dei giovani, creare cultura contro questo male, quello che vedo che lo sto facendo anche, per dire, Emirat Arabi non è Svezia, eppure lo sta contrastando in maniera molto forte, addirittura li hanno messi fuori legge, il coraggio è questo, metterli fuori legge è cultura, stare lì, stare sul pezzo, vuol dire metterli fuori legge con i mezzi, non
urlato, non dal momento e poi no, bisogna contrastarlo tutti, tanti giorni, e solo così possiamo, diciamo, combatterli, possiamo vincerli. Possiamo metterli fuori, certo, è ovvio, e non sono compatibili con nessuna cultura. Questi hanno un progetto militare, anche direi, che portano avanti, che porteranno avanti. Bisogna cominciare, ecco, a alfabetizzare il popolo, ma da una parte e dall'altra. Esattamente, ma poi lei, ricordiamo, onorevole, ha descritto proprio il pericolo di questo, ovviamente, Islam politico nell'Iran dei mullah, quando ovviamente ha raccontato tutta la barbarie di questa dittatura, alla fine un regime che ha causato tutte queste morti, questi omicidi, che poi alla fine ha fatto anche tenere tutte queste esecuzioni capitali, ha usato proprio il terrore come tecnica di controllo. Ecco, ma ritiene che dopo questa guerra, questa tregua, insomma, con anche le recenti decapitazioni dei vertici, questo potere si sia incrinato, mantiene ancora una sua presa sulla società? E poi, ecco, lei ha anche raccontato la centralità delle donne nella resistenza iraniana, e dopo questa ennesima ondata repressiva pensa che ancora ci possa essere una mobilitazione dal basso, o probabilmente poi, se questa tregua regge, quella alla fine che è stata raggiunta con Trump, probabilmente non ci sarà questo regime change, e anzi forse il rischio è che possa ancora diventare più forte l'ala, quella di Pasdaran, cioè l'ala più estremista. Parlare oggi di stabilizzazione è prematuro, chiaro, però la tregua è fragile. È fragile, perché non nasce comunque da un cambiamento politico profondo del popolo, questo è chiaro a tutti noi, però notiamo una fragilità del regime. Dal 28 marzo a oggi c'è una fragilità, perché oggi non sappiamo chi governa in Iran. Nessuno lo sa. Regime, quello che era prima, il regime Khamenei, è morto. Però chi è venuto dopo Khamenei? Poi è morto anche quel regime. In un mese sono morti quasi 3 regimi. Sì, sta tenendo testa uno, che penso sia Massoud, non lo so, sbaglio, però ha bisogno di tempo. Qualsiasi regime che prenda una posizione oggi in Iran ha bisogno di riorganizzarsi sul piano sia interno che quello anche strategico, perché questo regime che nascerà ha molti nemici che erano prima amici, basta parlare di tutti i cuscinetti intorno che erano quello di Hezbollah da una parte, quello del Yemen dall'altra, quello iracheno che non va sottovalutato, non è facile riorganizzare un pochino tutto un regime in un mese. Serve un pochino del tempo, poi il negoziato, serve anche una struttura vera di un negoziato, diciamo vero, contro sia il nucleare, contro regimi, serve del tempo, serve un po' di tempo. In un mese non è che si può iniziare una guerra e finirla in un mese. Sì, perché il regime è cambiato, non è più lo stesso. Questa è la realtà che non ha capito la certa sinistra italiana, che ancora vanno in piazza. Io mi vergogno per loro, mi vergogno per la loro intelligenza, se qualcuno ce l'abbia un'intelligenza. È un regime che la popolazione ha, è una popolazione che è morta, le donne che hanno sofferto, c'è il carcere pieno di pensatori, di riformisti, di avvocati, da anni che marciscono nei carceri, della popolazione che non ce la fa più con un regime islamico, chiamiamolo come vogliamo, che comunque ha tenuto la popolazione, il popolo, il mondo
sotto mano. Cioè, l'Iran non sta solo in Iran, l'Iran sta dappertutto. L'Iran sta anche in Venezuela, l'Iran sta anche sta dappertutto, sta in Africa. L'Iran ha finanziato gruppi terroristi dappertutto, quel regime, non l'Iran iraniani, io parlo di quel regime terrorista che ha governato dal 78 a 28 marzo e che nessuno ha mai osato, ecco, fermarlo, rallentare il suo processo. Erano, diciamo, per tutti era impossibile arrivarci, no? Invece si è arrivato, quel regime oggi non c'è più, c'è un Iran debole. Anche chi governa oggi è debole perché non ha quella forza comunque popolare, perché il popolo ha paura anche di reagire, ha paura di morire, come è successo nelle varie manifestazioni. Sono morte 40.000 persone in una giornata massacrati, senza parlare delle donne che hanno sempre combattuto, hanno sempre avvertito. Il mio libro è nato proprio grazie a quelle donne, grazie a quegli incontri fatti con quelle donne che ci hanno raccontato, insomma, il loro esilio, ma un esilio direi maledetto, un esilio di una popolazione intera. Però non c'è più. Oggi dobbiamo dire e dobbiamo ringraziare qualcuno che oggi, in questo momento, quel regime non esiste più e che molti politici, ormai è diventata moda, una moda di scendere in piazza addirittura contro le donne iraniane e cacciarli via da una piazza. Cioè, questa è la follia che la troviamo solo nel nostro paese. Non la trovo in altri paesi europei, la trovo nel nostro paese perché c'è tanta ignoranza, mediocrità, ignoranza, non leggono nulla, neanche il mezzo giornale estero per capire quello che sta succedendo oggi in Iran. Quello che è successo, serviva una guerra, non è che con la bandiera bianca si arrivano a delle conquiste. Lo sappiamo, la storia ci insegna, senza che poi una guerra dove non ci sono stati, diciamo, delle stragi, ecco. Nelle guerre normalmente si muore molto molto di più. È stata molto strategica, molto interessante, che secondo me serve per l'umanità, serve per l'Europa, serve per tutto il mondo, perché quel regime teneva comunque sotto ricatto tutti. E l'augurio è quello, certo, che si ferma, che questi escalation si fermano al più presto, ma nello stesso tempo non bisogna, ecco, sentirsi in colpa, come vedo qualcuno. Però non c'è un però, c'è un regime sanguinario, c'è un regime, c'era, oggi non c'è più, è già un passo avanti, un passo veramente che hanno fatto qualcuno che è coraggioso, per me, è coraggioso proprio affrontare l'Iran in quella maniera. E oggi bisogna sedersi a tavolino e fermare soprattutto quello che succede in Libano, non si può trattare con chi ti terrorizza, non si può trattare con il terrorismo, non si può trattare con uno che ti minaccia con una bomba atomica, ce l'ha o non ce l'ha. Se oggi ce l'avesse avuta, Khamenei l'avrebbe gettata, quello è ovvio, è che qualcuno non vuole capire, non vuole... bisogna sentire un pochino più iraniani e il popolo iraniano, deve fare il suo percorso, diciamo, di democratizzazione. Sarà lento, ma come è stato anche per i vari paesi in Europa, cioè non è che si arriva subito dal giorno all'altro alla democratizzazione, serve del tempo, e chi sta governando oggi l'Iran, non solo oggi, del 28
diciamo, il giorno dopo del 28-29 marzo, secondo me non va sottovalutato, perché c'è un cambiamento, per carità, ripeto, lento, ma sarà sempre lento perché ci vuole tempo. Certo. Alternativa non c'è, un'alternativa è una guerra civile. Qui non si è arrivato alla guerra civile, cioè la popolazione quasi è stato un sollievo, lo sanno perché loro seguono, non è che non seguono le notizie, sanno che Khamenei è morto, sanno che il figlio sì c'è, non c'è, sanno che la maggior parte del regime non c'è più. Oggi quello che sta lì oggi con coraggio bisogna sostenerlo, almeno per portare il paese a un nuovo governo dove si andrà a votare, dove si andrà a scegliere un governo che sceglierà il popolo, però serve tempo, chiaro. Esattamente, no? E grazie per questo che ci ha detto, onorevole, perché effettivamente poi anche vedendo quella che è stata la situazione delle donne in Iran, giustamente ci ha raccontato poi che anche il suo libro su questo era nato sentendo le loro testimonianze, e lei poi si era occupato anche delle donne che sono immigrate qui in Europa e che, continuando a rimanere legate ai contesti di provenienza, perché poi magari restano in queste comunità che si autoghettizzano, ecco, sono le prime vittime di un certo multiculturalismo che in realtà è indifferenza. Aveva proprio scritto questo testo, L'inganno, vittime del multiculturalismo, sulle donne che vengono da questi paesi, però poi alla fine scontano ancora tutto questo clima opprimente, di oppressione nelle loro famiglie, nelle loro comunità. Ma è ovvio, il multiculturalismo è stato un fallimento totale, perché nessuno ha pensato a quel fenomeno. Se andiamo a vedere, cioè, l'integrazione non è un optional. Chi viene in questo paese deve conoscere la lingua. Io lo dico con ironia, veramente, non è che lo decidi tu, lo decido io quanto governo, quanto Stato. Tu vieni in questo paese, tu devi imparare la lingua, tu devi portare, anche se hai figli, portarli a scuola, non deve maltrattare la moglie, non deve usare l'infibulazione. Ma vi rendete conto il multiculturalismo ci ha portato a fare delle infibulazioni nel nostro paese, e ci ha voluto un uomo di centrodestra a fare una proposta di legge contro l'infibulazione in Italia nel 2006, Non stiamo parlando dell'80 o del 70, stiamo parlando del 2006, e si faceva l'infibulazione nel nostro paese. E quel multiculturalismo che tutto si accetta perché fa parte della loro cultura. E no, cari miei, e no, la loro cultura, quella poi malvagia, la devi lasciare al tuo paese. Quando arrivi qui, quella deve essere cancellata. Non devi nemmeno pensare che di trattare o le donne o i bambini, spose o chissà, tante temi. Noi ci siamo occupati veramente di tanta roba e ci siamo trovati un problema, il grosso problema con una certa sinistra, le donne di sinistra, che quando è uscita la legge che noi abbiamo voluto, quella contro l'infibulazione, ci hanno dato, ma voi volete occidentalizzare, ma voi volete... Ma quale occidentalizzare? Ma di che cosa? Quelle donne, parliamo delle donne iraniane, negli anni 70 andavano con le gonne, negli anni 70 quelle donne andavano in discoteche, le donne erano molto più avanti delle donne del 68, cioè, per dire, che urlavano altre cose, che oggi non difendono quelle donne. Guardate che strano, guardate che strano. Hanno fatto tanto, no? Tagliato i capellini nel 68, noi quello, quell'altro. Poi, quando si tratta delle cose, diciamo, reali, no? Le tocchi in mano, dice, le donne stanno nel nostro paese ma sono murate vive.
donne che non possono uscire da casa, donne che non sanno dopo 20 anni di permanenza, non sanno nemmeno prendere un autobus di 3 cifre, non sanno, non gli è stato chiesto, nessuno ha chiesto a queste persone che arrivavano nel nostro paese che ci sono delle regole in questo paese, che queste regole non bisogna trattare, non c'è una trattativa, qui sono quelle e basta. Invece qui abbiamo accettato le donne col burka, abbiamo accettato le donne poligamiche, abbiamo accettato tutto, e poi se dici qualche cosa, sei strano, sei razzista, va bene. Se io devo difendere quelle donne, e li abbiamo difesi, perché il lavoro l'abbiamo fatto e qualcuno è sopravvissuto, diciamo che grazie a tutta a quel lavoro che è stato fatto, però serve anche la politica, serve comunque la politica europea, non da qui anche una politica europea. E qui non bisogna fare dei sconti a nessuno, perché la legge è uguale per tutti. Tu vieni qui e non mi puoi fare un negozietto come ti pare, o creare una moschea come ti pare, oppure creare delle leggi dentro lo Stato. Tu la tua legge, le tue cose, le devi lasciare nel tuo paese. Se non puoi farne a meno, prendi la valigia e torni, perché tanto neanche nel loro paese di provenienza questa roba succede più. E questo il problema. Io giro e parlo anche con altri paesi, anche col mondo arabo, dicono teneteli. Con noi non sono più compatibili, perché loro sono andati avanti. Sono andati avanti con le leggi, sono andati avanti con i diritti, eccetera, eccetera, eccetera. Iran da parte, per carità, ma io parlo anche di altri paesi, del Nord Africa, e oggi ce lo dicono, quelli teneteli, però teniamoli, perfetto, teniamoli a condizioni, ci sono delle condizioni, ma se noi non mettiamo a fondo queste condizioni e siamo tutti d'accordo per una cosa, i diritti dell'uomo, i diritti delle donne, e contro ogni terrorismo, contro ogni estremismo e radicalizzazione, tu che mi fai radicalizzare le persone o in carcere o fuori, te ti prendo il primo charter che parte, e senza avere nessun remore e nessun giudice che mi deve dire questo sì, questo no. Se uno veramente vuole portare un discorso, diciamo, vero, e che non arriviamo a Charlie Hebdo, non arriviamo a Molenbeek, non arriviamo a cittadine, diciamo, francese in periferia, che ormai il francese non può entrare, sono ormai sciaritiche, ormai usano la legge loro, ormai non si può più fare nemmeno nulla, servirebbe una guerra, anche lì, coi missili proprio, e che non bisogna lasciare quel spazio lì, però dobbiamo essere tutti d'accordo. Assolutamente sì, e grazie per questo che ci ha detto, anche su tanti poi pregiudizi, tante maschere che qui vediamo, no, in Occidente, perché poi alla fine fanno sfumare quella differenza tra realtà e la finzione della propaganda. E infatti voglio chiudere questa intervista con lei, onorevole, quando giustamente poi ci ricordava che il regime iraniano non è solo quello della teocrazia, aveva diffuso, sparso i suoi veleni un po' ovunque. A proposito di regimi totalitari, Hannah Arendt scrisse proprio: il suddito ideale del regime totalitario non è il nazista convinto o il comunista convinto, ma l'individuo per il quale la distinzione fra realtà e finzione, fra vero e falso, non esiste più. E infatti è proprio così. Vero, è così. È così, ma il problema è che ci troviamo con una parte della popolazione ignorante, non legge, non si informa. Se uno gli va a chiedere anche una manifestazione banale, perché stai qui? Non lo so.
non lo sa, non si combatte più per quei valori, per quei diritti. No, qui basta che uno di centrodestra dica una cosa, loro dicono l'opposto e vanno a combattere per l'opposto senza capire le motivazioni. E questo è il dramma che noi che diciamo abbiamo combattuto, continuiamo a farlo, chiaro, non ci ferma nessuno. Ci troviamo con un grosso problema. La battaglia è anche doppia, non solo contro il radicalismo estremista della fratellanza e tutto, ma ci troviamo il problema anche col catto comunista, cioè che è quello che ti dice sì, io sono pro e basta. Pro chi? Contro Iran? Chi? Contro il regime. Allora ditelo che voi siete per il regime sanguinario, siete pro regime Khamenei, il vecchio regime Khamenei, per fortuna per me non esiste più. Ditelo però chiaramente in televisione alla gente. Il problema è che noi non abbiamo più neanche una televisione. Se uno accende la televisione, c'hai la 7 che è pro Khamenei. Esatto. Abbiamo anche quelli pseudo nostre, no? Ormai non sono più nostre e alla fine spegniamo perché la televisione non è più la realtà di geopolitica o di interesse anche diciamo collettivo di tutti noi. Quella è solo ideologia dell'odio, perché gli è rimasto solo quella ideologia dell'odio e fanno male, devono essere più chiari. Anche il signor Conte, invece di andare a cena, a pranzo con altri, deve dire con chi sta. Stai con Khamenei, ex regime di Khamenei, ditelo chiaramente. Il problema è che non lo dicono. Il problema è che vanno in piazza per la pace, ma di che cosa parlate? Ma ringraziate Dio che vivete in un paese democratico, ringraziate Dio che potete urlare, potete manifestare, perché in Iran chi manifestava veniva massacrato, ucciso. Esatto, proprio questo che si sono dimenticati o che non vogliono conoscere, perciò questa ignoranza nel senso etimologico, come diceva lei, onorevole. E allora veramente grazie mille per questa sua testimonianza coraggiosissima. Sono io che vi ringrazio, nulla di coraggioso, è solo usare il buon senso e non andare, il buon senso, perché poi ci arriveremo a combatterli, piano piano. Il regime iraniano era quasi impossibile, anche altri paesi erano quasi impossibili. Oggi si può parlare, bisogna non perdere la bussola, cioè quello, bisogna capire anche tutti noi, dobbiamo capire che cosa vogliamo, anche per il futuro del nostro paese, per il futuro dei nostri figli, per il futuro della nostra nazione, che io non vorrei mai vedere un regime come quello iraniano. Però se continuiamo così con quel pensiero non mi faccia dire una cosa molto pesante, non si va da nessuna parte. Io quello che dico a quelli che manifestano: studiate un po' di più, andate a leggere, noi tutti, nessuno vuole la guerra. Nessuno vorrebbe vedere la gente morire in una guerra, ma ci mancherebbe altro, ma morire lentamente tutti i giorni è altrettanto duro. Assolutamente sì. Grazie ancora onorevole, speriamo di riaverla presto. Buona giornata. Grazie, buona continuazione, grazie. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. A te la linea, Pier Vittorio. Grazie Natalia, grazie a tutti voi che ci avete scritto tantissimi messaggi. Qui vedete, no, dobbiamo fare sempre tutta una sintesi tra articoli, rassegna stampa, comunque i necessari approfondimenti e poi
i tantissimi vostri messaggi. Per esempio c'è scritto Pietro Del Debbio che scrive sulla Verità, ma se nella sua trasmissione sono in maggioranza i sinistroidi. E Pietro, effettivamente ti ricordi, avevamo già trattato il tema, detto che spesso poi magari sulla Verità è un po' più libero, coraggioso, può essere, no, Del Debbio, invece ultimamente sembra quasi che Mediaset debba per forza far sentire tutti questi esponenti di centrosinistra. Maurizio che ci ha scritto anche per esempio di Forza Italia e della Salis, a proposito della Salis, a cui è tutto permesso, l'abbiamo letto prima, no? Come si è indulgenti a sinistra con Ilaria. E la vogliamo a processo e cambio collaboratori, sempre dispensa bugie, definisce la persona, tutto il suo modo di essere, definisce la persona, il suo spessore umano, vergognoso. Avvisate Forza Italia, Maurizio, che appunto ci ha scritto. Poi anche un altro messaggio vedo a proposito, per esempio, qui vedo anche di Mattarella. E poi a proposito di Forza Italia, richieste scelte chiarificatrici sulla nomina, invece sulla rielezione di Mattarella. Fabio che ci lancia questa idea per la manifestazione del 18, prima di farvi sentire adesso l'intervista che invece abbiamo registrato sui temi dei giovani, delle baby gang, dei social. A proposito dei social, volevo un attimo anche ricordarvi che sul Corriere di oggi c'è anche questo resoconto sull'esperimento, diciamo, detox dai social, cioè cosa succede al cervello, questa ricerca, se si abbandonano per pochi giorni i social. Ve la apro veramente un secondo al volo, poi magari qualcuno di voi è anche abbonato al Corriere, non so, appunto, il giornalone mainstream per eccellenza dell'Italia, però ecco, giusto per capire i risultati, vedete, senza social 2 settimane, così il nostro cervello ringiovanisce di 10 anni. Sappiamo benissimo che i social sono uno strumento potentissimo di comunicazione, il problema è quando poi se ne diventa schiavi, e perciò anche le proposte leghiste, la proposta di Valditara anche di vietare questi social ai minori di 15 anni, di continuare ad abbassare l'età del divieto, di aumentare, scusatemi, l'età per cui si possa utilizzare. Gli esperimenti hanno portato a benefici su ansia, sonno e attenzione. Uno studio che è stato pubblicato su Plus Nexus, hanno partecipato 467 persone, e poi l'altro studio su JAMA Network Open, e poi alla fine i vari benefici: salute mentale, benessere soggettivo, attenzione sostenuta, insomma disintossicarsi dagli schermi, dicono gli scienziati, fa più effetto degli psicofarmaci. E invece la bella proposta che ci manda Fabio per la manifestazione del 18 aprile, buongiorno per Vittorio, non so se qualcuno nel partito ci ha già pensato, ma per l'evento di sabato prossimo sarebbe bello se in piazza gli organizzatori facessero risuonare il va pensiero, come succedeva nei vecchi comizi della Lega. Passate parola ai dirigenti, assolutamente da farlo sentire, anche per ricordare le origini, le radici, e anche il ricordo doveroso per quel guerriero leone che è stato Umberto Bossi, e per lui che è stato, no, il nostro Braveheart, cuore impavido, veramente da far sentire tutta la colonna sonora di James Horner per Braveheart, il film Il Colossal di Mel Gibson. E poi tanti altri messaggi, per esempio anche a proposito dell'intervista che abbiamo sentito per l'islamizzazione. Io volevo solo ricordarvi di nuovo l'evento del 18 aprile prossimo, anche la paginata che ha dedicato Libero su questo, e infatti ve la riapro perché la paginata di oggi dedicata a questo, anzi no, scusatemi, è su Libero, senza paura, pagina 32, ve la riapro da qua, ecco, così ci impieghiamo pochissimo, ecco, direttamente, vedete, Libero, poi andiamo al 32 perché c'è tutto poi, qui vedete la carrellata degli interventi, e questa è la paginata di oggi che Libero dedica: senza paura in Europa, padroni a casa nostra, basta guerre a famiglie e imprese. E poi tutta la serie degli interventi, vedete, ci sarà Santiago Abascal, Viktor Orban che si gioca questa partita difficilissima, perché poi tutta l'eurocrazia, tutto il mondo liberal progressista gli sta conducendo questa guerra totale senza quartiere per disarcionarlo. Ci sarà André Ventura di Scega per il Portogallo, Geert Wilders, insomma proprio gli alleati storici della Lega in Europa, André Babis, tutti gli esponenti che interverranno. E a proposito di altri eventi, e poi facciamo sentire quest'altra intervista, vi ricordo anche invece l'evento di Tempi Futuri, l'Arca dei Tempi Nuovi, scusatemi, Manifesto dei Tempi Nuovi con Armando Sini, la prossima tappa per l'Arca delle Idee,
A Torino il 17 aprile, quindi il giorno prima di questo evento della Lega del 18 aprile, il manifesto dei tempi nuovi, l'Arca delle Idee. E su questo tema poi vedete già anche il testo, l'Arca delle Idee, questo libro molto agile, di cui poi ha parlato lo stesso Siri anche nell'evento che si è tenuto l'altro ieri al 7° municipio a Roma, e anzi vi vorrei ringraziare tantissimo anche poi gli organizzatori, la Lega Roma, che ha permesso tutto questo, e anche la stessa Raffaella Bonifazzi, che salutiamo, che ci ha mandato tutte queste foto dell'evento. Qui vedete anche appunto con lo stesso Politi della Lega Campidoglio, della Lega Romana, Siri qui appunto ha spiegato l'idea, no, di questo manifesto e anche i contenuti fondamentali essenziali del libro che sta presentando. E allora, pronti per lanciare questa seconda intervista? Ovviamente a questo punto vedo che mancano pochi minuti alla fine, facciamo sentire l'anteprima, poi ci ritorneremo per la prossima puntata, perché sono temi sempre attuali. Volevo segnalarvi anche quello che ha detto Monsignor Staglianò, l'ex vescovo di Noto, attuale rettore della Chiesa degli Artisti a Roma, sul tema Giovani, una generazione in cerca di futuro. Giustamente qui lui ha fatto riferimento anche al tema della violenza, che è una spia di un profondo vuoto di senso e anche indicatore di una perdita di speranza. Tra fragilità educative e crisi delle prospettive, l'intervista che qui ha rilasciato per il podcast di Alessandro Russo è un'intervista che indaga le radici culturali e spirituali di una generazione in cerca di futuro, ma anche la necessità degli adulti di trovare una chiave di dialogo reale con i giovani. E noi poi aggiungiamo anche che poi ci dovrebbero essere anche però dei modelli educativi che siano seri, che siano credibili, che possano responsabilizzare i giovani. Io vi lascio soltanto, ecco, ricondividendovi anche il quotidiano di Sicilia di oggi. Vi faccio vedere, ecco, la prima pagina di oggi, che racconta questa ennesima tragedia sul lavoro in Sicilia, un errore cullarsi sui primi dati del 2026, e poi i festeggiamenti dei 174 anni di servizio della Polizia di Stato con l'intervento proprio di Matteo Piantedosi. Minacce che si evolvono, necessario lavorare insieme oltre le divisioni. Il discorso del ministro dell'Interno in occasione della festa della Polizia. E poi termovalorizzatori Schifani, che ha dichiarato saranno operativi entro il 2028, Presidente della Regione, trasformare i rifiuti in risorse, passeremo da un sistema inefficiente a uno moderno. E il racconto, come vi dicevo, di questa ennesima tragedia. E quindi a inizio anno meno incidenti mortali, ma i 2 decessi di Palermo dimostrano che non si può abbassare la guardia. E allora, Natalia, a questo punto facciamo sentire la prima parte e poi ci ritorneremo per la prossima puntata, temi che sono sempre attuali, come anche quello delle violenze, delle baby gang, dei giovani, ma anche purtroppo, lo dicevamo, di questa ostilità, pregiudizi da parte di tanti studenti, di tanti giovani che si sono fatti poi a volte anche indottrinare da professori di sinistra, quindi questa ostilità verso i rappresentanti dei movimenti giovanili leghisti nelle università. E allora, Daniele Vandilli, Lega Giovani di Roma, studente di Scienze Politiche all'Università La Sapienza di Roma. E allora, ben ritornati qui su Radio Libertà con il nostrissimo Matteo De Sio. Matteo, grazie per essere con noi, è sempre un privilegio averti. Grazie a te per l'invito, Pier, è sempre un piacere. Grazie Matteo. E con Daniele Vandilli, già nostro ospite, vi ricordate, Lega Giovani Roma, studente di Scienze Politiche all'Università La Sapienza di Roma. Insomma, ben ritrovato Daniele. Grazie a voi, grazie mille. Grazie Daniele, e con te poi affrontiamo anche un percorso, se vogliamo, no, di ulteriore maturazione, perché sei stato appunto l'anno scorso studente al liceo Bertrand Russell, lo ricordiamo, adesso come studente universitario. E allora veniamo subito al punto di questa nostra conversazione, e cioè chiederti, ovviamente a te che studi scienze politiche a un'università così famosa, così prestigiosa, ecco, che tipo di dibattito percepisci nelle aule universitarie? Te che sei anche, l'abbiamo detto, nella Lega Giovani di Roma, e perché secondo te, me lo stavi anticipando anche l'altra volta, tanti studenti universitari sembrano più attratti da quelli che sono i temi astratti, ideologici, piuttosto che poi dalle questioni pratiche come il lavoro, la mobilità sociale, ma anche semplicemente le strutture universitarie, i problemi poi anche delle aule in cui si svolge questa vita universitaria. Secondo te è un problema anche di dibattito all'interno dell'università? Cosa manca anche per riportare l'attenzione poi degli studenti ai problemi reali?
No, esatto, come dici tu, c'è un dibattito da parte degli studenti legato più a questioni di geopolitica, quindi questioni che sono lontane, questioni che sono mediatiche. Invece per quanto riguarda il voler far polemica, protestare, di impegnarsi a risolvere quelli che sono i problemi concreti, problemi reali che viviamo tutti i giorni come studenti, ti faccio un banale esempio. Abbiamo delle finestre che non si possono aprire, abbiamo parte dell'aula che non è ben illuminata e quindi nel momento in cui cala il sole e fa buio, parte degli studenti non riescono a vedere perché non c'è illuminazione. Abbiamo sedie rotte, abbiamo microfoni che hanno un suono, un volume che va e viene, quindi abbiamo una serie di aspetti che dovrebbero essere al centro del dibattito quotidiano, e invece molto spesso non vengono considerati. Quindi quello che ho chiesto più volte anche all'interno dell'aula di scienze politiche è proprio fare una sorta di comunicato, una richiesta alla segreteria di scienze politiche per vedere il possibile, vedere come risolvere questi problemi concreti che ci ritroviamo a vivere tutti i giorni. Perché sia chiaro, è giusto fare politica, è giusto trattare temi di politica, poi a scienze politiche in cui tutti hanno un proprio pensiero, un proprio parere e vogliono parlare di qualsiasi argomento di geopolitica nel momento dell'attualità. Però è anche giusto dare peso a quello che è poi il diritto allo studio, perché ricordiamoci sempre che noi siamo studenti, paghiamo delle tasse universitarie talvolta anche elevate e quindi ci va concessa una struttura degna di quello che paghiamo e di quello che è il diritto allo studio, sia chiaro. Per quanto riguarda questo discorso che sto facendo, non significa che non bisogna deresponsabilizzare chi protesta, chi va in piazza, chi manifesta contro il politico di turno oppure per una tematica di geopolitica, di politica estera, assolutamente no. Però c'è una differenza che quando bisogna trattare e bisogna mettere la faccia su problemi reali e concreti, bisogna essere responsabili, bisogna essere concreti, bisogna essere coerenti. Ecco, questo non è facile e quindi è per questo che la maggior parte degli studenti tacciono davanti a situazioni problematiche concrete e reali che vediamo tutti i giorni e invece esprimono la propria opinione, discutono di tematiche mediatiche, astratte, che alla fine risuonano nel piccolo, ma non arrivano al diretto interessato. Chiaro, chiarissimo. A te la linea, Pier Vittorio. Grazie Natalia, grazie a Daniele Vandiglio. Ovviamente poi riprenderemo con calma questa intervista perché i temi sono veramente tanti, no? Si parla sempre dei giovani, poi vogliamo anche però ricordare i tanti che ovviamente si impegnano, studiano, lavorano, tanti che sviluppano già idee imprenditoriali, start-up e chiedono appunto di essere sostenuti economicamente. Allora volevo lasciarvi però riprendendo proprio da Libero di oggi con questa diciamo carrellata finale, perché vedo sono già le 9:23, abbiamo veramente pochissimi secondi prima di salutarvi, e cioè le lettere dei lettori. Io sapete anche altre volte vi avevo detto le volevo commentare con voi perché sempre ovviamente graditissimo lo nostro spazio di dialogo, diciamo di democrazia interno, per cui è giusto che voi interveniate. Per esempio anche un altro messaggio relativo all'intervista che abbiamo fatto sentire invece a Suad Sbai ci chiede per esempio Dario, no? Ma qual è la differenza tra la gestione delle donne in Iran e nei paesi alleati degli Stati Uniti nel Medio Oriente? Giustamente Dario, si è detto che in questi anni si è iniziato un percorso riformista di apertura ai diritti civili anche delle donne, però anche lì siamo ancora indietro. Ma invece a proposito dei lettori di Libero, per esempio a pagina 25, eccolo qua, lo apro un secondo prima di salutarvi,
Vedete i vari casi, le varie questioni, ma soprattutto la crisi energetica, il miracolo italiano. La crisi energetica ha cause esogene ed endogene, le prime non sono possibili, non è possibile gestire, le seconde sì. E alcuni studi quantificano il risparmio di energia in una forbice tra il 10 e il 30%, grazie all'adozione del pensiero snello, metodologia giapponese nata negli USA durante la Seconda Guerra Mondiale per aumentare la produttività e la qualità. Ma è l'Italia, o meglio la Repubblica di Venezia, che adottò questa filosofia nell'arsenale, che consentiva un flusso continuo di produzione, ed è alla base del miracolo italiano del dopoguerra. Lo chiamano piano Marshall, si tratta del training within industry. E questo per ricordarci sempre di tutte le nostre qualità, le nostre competenze, capacità che non dobbiamo perdere, e anche poi ovviamente della nostra fiducia, della nostra speranza nel futuro. Questo per tornare a essere sempre, per rimanere padroni a casa nostra. E padroni a casa nostra sarà anche quello che ci ripeteremo prossimo sabato 18 aprile, e poi ovviamente tutti alle ore 15 a Piazza Duomo a Milano, proprio per far sentire la nostra voce contro sempre questi poteri forti, centralistici, che non sono più a Roma, ma sono a Bruxelles, e anzi forse sono ancora più in alto, sono a Davos. Grazie per essere stati con noi e buona continuazione qui su Radio Libertà. Avete ascoltato la rassegna stampa.